ragazzi di Generazione Non Stop, siamo al secondo anniversario del Glamour Café all'Ercara Friddi. Allora, questa sera con noi ci saranno i Medea live e poi tutta la gente di Lercara e dintorni, quindi vedremo tutto quello che succederà questa sera. Prego, benvenuti. Chimbalaie quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie toda vez che ele vai repousar. Oh signori, vi facciamo un applauso ai Medea? Spettacolare, no? Simone Coffaro! Voce e chitarra. Francesco Scrudato! Va meglio? Famoso sul vabbè, contento così. Giuseppe. Alla batteria Giuseppe Calà. Giuseppe Calà. Alle percussioni Massimo Genuardi. Massimo Genuardi. Ecco. Per i Medea alle tastiere Salvatore Di Francesco. Salvatore Di Francesco. Secondo anniversario Glamour Café, service luci. Ok, Raffi DJ, Raffaele Siracusa, facciamo un applauso anche per lui. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give a shit. And it goes like this. Ma so che ti sei sposata, è vero? Ma c'era un tipo molto brutto che ci ha fatto la serata. Però Non dite il nome. guarda che fiore che c'hai qua, guarda che fiore, un fiore blu, la rosa blu. La fai emozionare, dai. Questa serata, secondo anno per il Glamour. Sì. C'eri per il primo anno? Allora Giusy, secondo anniversario per il Glamour, è molto importante per l'Ercara Friddi, dai. Sì, è una bella festa. Bel posto, sei qua anche tu per la festa? Sì, ok. Sì, tutto bene, dai, sono bene. Tanti auguri al Glamour. Anche a te? Ciao, grazie. Diglielotto. Antonio Sossalvo. Ah, io Tono e lui Salvo. Domande? Domanda? No, non ce n'erano. Ah, ok, una bella serata. Buonasera. Salutiamo tutti. Saluto gli amici in Francia, i cugini in Germania. Noi non hai amici. Saluto l'amico Cristian che è scappato. Ciao. Questo è tutto per il momento dei saluti. Franco e Gaia vogliono fare gli auguri di buon compleanno al Glamour Café. Tanti auguri Francesco. Dai. Lei no, lei no. Volta. Sarà per la prossima volta. She's moving like oh 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 oh. He's moving like oh 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 oh. She's moving like oh 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 oh. She's moving like. Tu che sei un tipo proprio da casa di riposo, cosa ci fai qua? Mi sto riposando. Mi sto riposando. Ah, si sta riposando. Salve, Ne approfitto per no, riposare. scusa, non la prenda come un'offesa, era una metafora. Sì, figurati. Metafora, metà ninja. Mettila dentro e metta fuori. Meglio averla sempre dentro, però mettila dentro. Lei è uno che partecipa? Sì, bisogna partecipare. Ma sua moglie è una che partecipa oppure sta ferma o partecipa? Cioè... No, si muove. Ah, cioè balla praticamente quando c'è da ballare con la band, lei balla, va bene. Una domanda molto semplice. C'è poca luce qua, vero? Sì, effettivamente c'è poca luce. Ci dice a Glamour. Ci vorrebbe qualche lampadario in più magari? Magari uno di più di due. Di più di uno. Certo. Allora, che cosa può consigliare al Glamour Café? Dice che scende lo sistemo io, capisci?
Ma dopo che va via dal pub questa sera, va a casa Vado a casa, sì. e E che faccio? si addormenta subito? Che mi addormento subito. Ho fatto la domanda a suo marito, si addormenta subito andando a casa? Secondo me sì. Let me take you on a sky ride. You will never fall. Let me take you on a sky ride. You will never fall. Sky ride. Take you on a sky ride. Find out love is all. Find out love is all. Let me take you on a sky ride. You will never fall. Ma che belle donne che ci sono qua questa sera! Salve signora! Ma lei come mai a quest'ora ancora in giro? Ah, qua è mio figlio. Mio figlio. Dov'è suo figlio? Francesco. Francesco è suo figlio! Sì. Abbiamo beccato la mamma di Francesco! Certo. E poi c'è qualcun altro? Papà. Il papà di Francesco! Salve! Ma lei non dice nulla che suo figlio, insomma, fino a tarda notte qua in giro? È un mestiere come tutti gli altri. È un mestiere come tutti gli altri. Ma questa sera voi fate tardi? No, E arrivate a casa, dico, normale. non ci sono problemi. No, dico, fate tardi e poi arrivate a casa, dico, Lo so. vabbè, Si sa, non si sa. non si sa. Allora, la radio che non ascolto mai è tipo Radio Time. Tu l'ascolti? Però te la ricordi? Radio Time fa... Aspetta, sentiamo la tua voce, fa Radio Time. Radio Time. Ma sei pagata per... Hai fatto tu il jingle? Assolutamente sì, ma me ne dai tu 100 euro appena finisci. Piacere. Contiamo questa paperata, dai. Non può essere segreto. Non dirmi che stavi facendo... No, dai. Sei caduta così. Sì. Lo so, la tattica è quella, le ragazze sono sedute e tu gli guardi le tette da sopra, solitamente è così, però non è il mio caso. Non è il tuo caso? Assolutamente no. Sicuro? Sì, anche perché ho la mia dolce metà qui seduta accanto a me. Ah, ho capito, allora ho sbagliato battuta. Beh, riproverò con un altro allora. Quindi se posso guardare, guardo le sue. Ma come siete brave? Che cosa? Tu sei più bravo. Ma siete sicure che sapete ballare? Cioè che eravate qua a ballare e vi siete fermate adesso, perché? Perché Continuate. sei arrivato tu, sei arrivato. Vabbè, continuate, dai. Sei arrivato tu. Non è educato. Ah, non è educato a ballare. Tanti auguri al Glamour Café. Grazie. Prego. Auguri. 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 Auguri Omar, ciao. No, che è Omar? Glamour Café, Omar. Auguri. Vabbè, auguri. Auguri. Sole bello pedalare se ma c'è da sudare sotto questo sole rosso qualche e anche da bere sotto questo sole bello pedalare se ma c'è da sudare sotto questo sole rosso qualche e anche da bere sotto questo sole bello pedalare se ma c'è da sudare sotto questo sole rosso qualche neanche da bere sotto questo sole bello pedalare sì ma c'è da sudare sotto questo sole rosso e tocchiatone neanche da bere sotto questo sole bello pedalare sì ma c'è da sudare sotto questo sole rosso e tocchiatone lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare lasciatemi cantare perché sono pieno, sono italiano.
italiano. Sciolgo le frecce cavalli con loro e le tue gambe eleganti ballano. Tutta la notte sei bella, non ti mandare ma balla fino a che non finire lo che sai. Apro il sole al mondo, io non vedo il mio canto e canto a te. La luna si desta volta, what do I fare questo? Contando le stelle da ma la sera un po' più bella non ce la vivi già a me. Solo me. Ma la sera un po' più bella non ce la vivi già a me. Solo me. Eccoci qua, fine serata con i ragazzi dei Medea. Ciao Simone. Il vocalist o la voce, the voice. Diciamo così. la voce. La voce, ok. La mente invece chi è? Peppe Calà. Peppe Calà. Allora, i Medea che tutta l'estate sono stati in giro per tutte le 3-4 province insomma della Sicilia. Buono, complimenti. Grazie, belle Allora, esperienze. Ricordate un po' il genere musicale che fate, così fate capire perché la gente balla con voi. Sui medley anni 70, 80, 90 fino alla musica di oggi. Quindi Vediamo se sono pronti i tuoi componenti. cerchiamo di accontentare un po' tutte le generazioni, dai più anziani ai più giovani. Per esempio, quali artisti fate? Grazie. Vabbè. Per esempio Francesco. No, dai. Rino Gaetano, Vasco Rossi, Bennato. Gianni Celeste, Renzo Arbore, Gianni Celeste. Ciao generazione non stop. Allora, quale brano ti piace dei Medea? I Midley sono uno più bello dell'altro. È di parte, no? Vabbè, la mandiamo via, è di parte, vai. Come sono le donne agrigentine? Belle. Quelle palermitane? Un po' meno. Quelle catanesi? Belle. Di dove sei? Di dove sei? Di Belgio. Siamo quasi al termine di questa serata. Com'è andata secondo te? Benissimo. Dai così un'opinione tua. Lo sappiamo che non hai capito niente della serata e lo vedrai tutto nel video, però com'è andata per te? Benissimo, penso è andato tutto bene. Parli di cassa, giusto? Sì, alla grande. Alla grande. Allora, hai compiuto 2 anni, Francesco. Zitti ragazzi, zitti. Hai compiuto 2 anni, Francesco. Sì. Auguroni. Tutto bene, grazie mille. Allora, com'è andato il secondo anno, lo possiamo chiedere? Senza parole. Queste sono le urla per te, quindi sei contento? Benissimo, grandissimo. Bello. Ok, va bene. Di poche parole, ma un grandissimo lavoratore. Buon anniversario, Glamour Café. Grazie mille. Salve, buonasera. Vi presentiamo la proprietaria del locale insieme a Francesco. Sì, già ci conosciamo. Sì. Secondo anno che siamo insieme, ti piace il glamour? Cosa trovi di diverso? Dai. Trovo da questa parte, facciamo un'inquadratura da questa parte. A differenza dello scorso anno si mangia alla grande. Sì, sono impegnata qui a fare le crepe. Volete Dai, gira dall'altra parte, gira dall'altra parte. No, gira dall'altra parte. Allora, cosa si mangia di buono? Allora, le crepe, il fritto misto, le piadine e basta, Omar. Adesso... Come basta? Hai detto niente. E cosa vuoi sapere più? No, va bene, buon lavoro. Ok, grazie. Auguroni. Chimbalaie quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie toda vez que ele vai repousar. No, Giulio Cesare, che c'è? No, Giulio Cesare no. Questa è una gaffa. Era quello con l'alloro in testa, Giulio Cesare. No, non c'è. Conosci Radio Time? Io scommetto che sei anche il jingle. Sono incinta. Aspetta! Niente, no. Il mio fascino non ha funzionato. Auguri! Auguri Omar, ciao! No, che è Omar? Glamour Café, Omar. Quando ritorni al lavoro? Sei in ferie? Sì, però torniamo in programmazione il 29.
29 agosto. Per il mio compleanno! Esatto! Grazie! Ma ti faremo gli auguri a sorpresa, peraltro. Mi fai gli auguri di buon compleanno a Omar Bolognesi che compie... No, non mi dici dai il tuo numero di cellulare e ti chiamiamo in diretta. Bellissimo, scusate Guarda Gigi, vai. Vai, che c'è? Jigen! Jigen! Non mozzicare! Jigen! Devo mangiare la telecamera. Allora, sei contento di questo secondo anno per il Glamour? Tutto a posto, benissimo. Sempre alla grande, che c'è a dire? C'è vita, c'è gente, c'è giovani come voi che venite qua all'Ercara a vivere e noi viviamo all'Ercara, capito? Hai capito? Sì. Ok. Va bene, questa volta ti scansassi. Sì, taglio a te e a Francesco e poi... Omar, facci gli auguri! Ti sei divertito? Sì! Anche noi!